Buonasera e benvenuti a questa puntata straordinaria di Scanner, una puntata che ovviamente non facciamo molto volentieri perché stiamo parlando ancora di questo problema che attanaglia la Bassa Padovana, che è quello della chiusura dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta, o meglio la sua trasformazione in Covid Hospital. Ne parleremo oggi con tre sindaci del territorio, con Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, che è anche presidente della conferenza dei sindaci, con Massimo Momolo, sindaco del comune di Battaglia, e Michele Sigolotto, sindaco del comune di Borgo Veneto. Vi dico subito che non farò finta di essere formale, sono tre persone che conosco da tanto tempo, quindi ci daremo del tu, ma insomma il tema fondamentale è quello che affronteremo, questo importante argomento che sta dando tanti problemi, tante preoccupazioni ai cittadini della Bassa Padovana. E durante la trasmissione vedremo anche poi un brevissimo tratto della conferenza stampa che è stata svolta questa mattina, quindi giovedì 9 di dicembre, dal direttore generale dell'ASL Fortuna, nella quale verrà spiegato un po' quello che possono fare i cittadini della Bassa Padovana in questo periodo finché l'ospedale non è alla sua massima funzionalità. Quindi cominciamo subito sentendo Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, e poi via al dibattito. Ciao a tutti, questo è il nuovo Vodafone Store di Monselice. Ci potete venire a trovare e a venire a vedere tutte le novità che Vodafone vi potrà dare in strada Rovigana 32 a Monselice. Fondamentale per dimostrare l'unità del territorio in questa battaglia per difendere il nostro ospedale e per difendere il diritto alla salute dei nostri cittadini. Abbiamo lavorato anche quest'estate, abbiamo fatto incontri con la regione, fatto incontri con l'ULSS e abbiamo fatto varie mozioni nei consigli comunali che abbiamo indirizzato alla regione e all'ULSS. Abbiamo scritto una lettera a firma di tutti e 44 sindaci per scongiurare questo pericolo o perché quantomeno il peso della pandemia fosse suddiviso fra tutti gli ospedali della provincia. E purtroppo questo non è accaduto, o meglio, è accaduto solo in parte perché abbiamo, dalle informazioni che ho avuto dall'ULSS, abbiamo ritardato, diciamo, la trasformazione dell'ospedale in Covid Hospital. Tuttavia non siamo riusciti a bloccarle. Questo significa per i cittadini della Bassa di dover purtroppo subire nuovamente gravi disagi per diciamo potersi curare in quello che dovrebbe essere il loro ospedale, il nostro ospedale come territorio, che copre ben 200.000 abitanti circa e che nasce, come sappiamo, dalla fusione di 4 ospedali. Ora, dalle informazioni che io ho, rimarranno aperti 4 reparti. Sostanzialmente resterà aperta la dialisi, l'oncologia, il materno infantile e la psichiatria. Quello su cui dobbiamo lavorare è ovviamente l'obiettivo primario di far cambiare idea all'ULSS e alla regione. Ma se questo che è il nostro obiettivo primario e rimane tale non sarà possibile, dobbiamo quantomeno cercare di agire insieme all'ULSS e alla regione per trovare delle soluzioni che siano tali da lasciare aperto il maggior numero di reparti. Lì diciamo, l'ambizione più grande sarebbe quella di dire, ok, è Covid Hospital, ma garantire il doppio accesso, quindi garantire le cure sia per i Covid sia per i non Covid, perché io credo che Schiavonia abbia la struttura e lo abbiamo dimostrato nelle precedenti occasioni purtroppo pandemiche, che ci può essere, volendo e lavorando, un doppio accesso con percorsi separati. Quello che mi auguro, e questo è il mio pensiero personale, è che se non altro, visto che abbiamo un gran numero di vaccinati e credo che insomma, questa campagna sia stata utile a allontanare il momento in cui Schiavonia è diventato Covid Hospital, quello che appunto io spero è che si possa
trovare la soluzione per questo doppio percorso sostanzialmente, ecco, e che si possa quantomeno mantenere questa situazione per il minor tempo possibile. Certo. Purtroppo i disagi però, che sia un giorno, che sia 2 giorni, che sia un mese, che siano 10 mesi, ci saranno. Certo che subire disagi per un mese rispetto alle precedenti ondate, che hanno visto chiuso l'ospedale per invece periodi ben più lunghi, sarebbe già un piccolo sollievo per questo territorio. Massimo Momolo, eccoci qua. Francamente, allora, non è che sia capitata come non è stata propriamente una doccia fredda questa di avere l'ospedale chiuso ancora una volta e dichiarato Covid hospital, nel senso che sapevamo che da tempo che nel piano regionale l'ospedale di Schiavonia continuava ad essere Covid hospital, e quindi non appena ci fosse stato l'innalzamento di questa curva dei contagi, il suo destino era segnato a tornare ad essere Covid hospital. Quello che a me dispiace molto è che noi come sindaci per una volta siamo riusciti ad avere una certa, come dire, compattezza, e questo è capitato il sabato scorso, e a distanza di 3 giorni, 4 giorni, il nostro ospedale è stato il primo in assoluto nella regione, ha avuto questo primato di essere il primo a tornare Covid hospital, e questa qua è una situazione che a me spiace. Chi non può sperare tutto quello che ha detto Giorgia? È chiaro che speriamo che vada tutto per il meglio, però il punto è che abbiamo perso mesi e mesi nei quali forse se ci fosse stata una volontà politica, e qui mi riferisco alla regione, una volontà politica diversa, forse qualcosa di alternativo poteva essere fatto, almeno nei vecchi plessi ospedalieri di Monselice o di Este, perché ricordo che sono degli ospedali che fino al 2014 comunque erano attivi, comunque erano in grado di dare una risposta sanitaria alla popolazione. Abbiamo fatto una scelta come territorio di 44 comuni, un territorio molto vasto con 180.000 persone, di raggruppare tutte le cure in un ospedale per acuti, un ospedale che avrebbe dovuto essere che è sicuramente un ospedale all'avanguardia. Però il punto è che adesso questo, che è l'unico ospedale che abbiamo, non garantisce più neanche il pronto soccorso, e io sono già a conoscenza di fatti gravi già capitati, perché adesso purtroppo la situazione è quella, è diventato il punto di primo intervento, e quindi non sono garantite più la chirurgia, non è più garantito. Poi si è aggiunto anche questo fatto dell'hackeraggio del software dell'ULSS 6, è capitato mi pare il giorno 3, oggi ne abbiamo 9. Io sono preoccupatissimo di quello che leggo sui giornali, perché io comincio a domandarmi come sia possibile che nella ULSS più popolosa della provincia, 1 milione di abitanti quasi, un attacco hacker abbia prodotto questi danni, che adesso praticamente neanche le ricette i medici possono fare, devono fare ancora quelle cartacee. Cioè, forse è il caso di cominciare a dire: il PNRR parla anche di digitalizzazione, mettiamo un po' in sicurezza anche questi nostri dati che sono importantissimi, perché un hackeraggio come questo, francamente, io spero che passata l'emergenza, io non sono quello che vuole far cadere le teste, però qualcuno in questo paese comincerà ogni tanto a essere responsabile di qualcosa. Michele Sigolotto, il territorio del Montagnanese, adesso lo sentiremo anche dalla parte di intervista che ha rilasciato questa mattina, conferenza stampa, anzi, del direttore generale, che dice sostanzialmente che c'è stato un accordo con la provincia, con l'ULSS di Rovigo per avere il pronto soccorso, ma con l'ULSS di Verona no, perché neanche con quello di Vicenza, perché lì i contagi stanno aumentando, quindi il territorio montagnanese è sicuramente il più penalizzato. Ecco, direi di chiudere questo primo giro di tavolo con un punto di vista così generale di Michele, e poi passiamo anche un po' a vedere quello che si può fare, perché altrimenti parliamo soltanto di rammarico.
Sì, allora hai colto bene l'attenzione Fabrizio. Allora, parlando di Montagnanese, che probabilmente è per logistica e perché mancanza di infrastrutture è quello che sta pagando maggiormente questa situazione di disagio nella bassa padovana relativamente alla sanità. Diciamo che mancava solo l'hackeraggio del sistema informatico. Se mi permetti, voglio fare una piccola precisazione: è come avessero buttato una bomba in un ospedale. La gente forse non se ne rende conto, ma quello che è accaduto con questo hackeraggio ha messo in sofferenza un qualcosa. Noi tutti siamo abituati ad usare sempre e comunque la tecnologia per qualsiasi cosa. Ecco, immaginate che da domani dobbiamo scrivere, telefonare con il telefono ancora analogico, tutte quelle cose là. Immaginate chi deve curare le persone con la difficoltà del Covid, i casi che stanno aumentando in maniera esponenziale. Ieri 1000 casi in provincia di Padova su 3600 della regione, non sono pochi, quindi forse noi sindaci che da qualche settimana, credo ormai sia una settimana che non riceviamo i dati aggiornati dei nostri positivi, e io penso come i colleghi, insomma, mi confronto con i medici di base ove è possibile per capire l'incremento. L'altra sera hanno ricoverato un mio cittadino in terapia intensiva, quindi i ricoveri ci sono e sono in aumento. Quindi la scelta di riconvertire Schiavonia a Covid Hospital era nell'aria, era prevista, lo sapevamo. Noi sindaci per la prima volta siamo rimasti tutti compatti, abbiamo dato un messaggio importante alla regione rispetto a questo. Quello che mi dispiace un po' è che, sentendo un attimo l'altro ieri le dichiarazioni del nostro governatore, che ringrazio, che non è facile gestire un'emergenza di questo tipo, che abbia definito la solita manifestazione dei sindaci. Insomma, onestamente non è proprio così. Siamo andati lì senza fare nessun proclamo, senza bandiere, senza niente, manifestando la nostra disappunto, il nostro disagio che i cittadini stanno vivendo. Per quanto riguarda le prestazioni che non possono essere erogate nelle altre ULSS, questo non va bene, perché da 2 anni che rivendichiamo, forse anche di più, 3 anni che rivendichiamo la possibilità per i comuni, per i territori di confine, quindi Bassa Padovana, inteso come confine con Montagnana, con la provincia di Verona, piuttosto che Vicenza, piuttosto che Rovigo, di poter usufruire anche delle strutture. Per quanto riguarda Borgo Veneto, Noventa Vicentina a 8 km, quindi l'ospedale di Noventa Vicentina a 8 km ha un pronto soccorso. Ecco, se dobbiamo richiedere una visita ortopedica o altro, li vengono messi in coda a prescindere dalla priorità. Questo in tempo di guerra non deve più accadere, quindi è qui solo la regione può intervenire, perché sappiamo giustamente, io immagino anche le risposte che possono aver dato le direzioni sanitarie di Legnago, piuttosto, cioè di Verona, piuttosto che di Vicenza, guardano il proprio territorio. Cioè è impensabile che si venite qua tutti, però se partono dalla regione delle linee precise su quello che si può o non si può fare, sicuramente la cosa cambia. Io spero che questa cosa la regione, mi fido del governatore e della sua giunta, di tutti coloro che comunque stanno lavorando. Volevo precisare questo, Fabrizio: all'interno degli ospedali, in particolar modo del Madre Teresa di Calcutta, ci sono persone che stanno lavorando da 2 anni a testa bassa, con uno stress che è elevatissimo, e che stanno cercando di dare il massimo. Nessuno di loro vuole chiudere o non vuole lavorare, che questo va precisato, e vanno non ringraziati perché si dice così, ma perché è un dato di fatto. Anche il fatto di convertire un pronto soccorso non è detto fatto, perché continuano ad arrivare le persone, tu hai un punto di primo intervento che devi stabilizzare il paziente e, in base a quello che il paziente, dalla gravità della cosa, destinare a Piove di Sacco piuttosto che a Mont San Piero, piuttosto che a Paro o altrove. Quindi quello che chiedo personalmente alla Regione Veneto di porre la massima attenzione per Schiavonia. Schiavonia copre un territorio, l'abbiamo già detto, vastissimo, 44 comuni di 180.000 utenti, non può essere lasciato per l'ennesima volta in questa situazione. Vi faccio sentire adesso il brano, dura 3 minuti, di quello che ha detto oggi il direttore generale durante la conferenza stampa, così poi lo commentiamo insieme. Anche dei miei colleghi, proprio per avere una disponibilità, visto che comunque i nostri pronti soccorsi hanno cominciato da qualche giorno, cioè da venerdì, praticamente a lavorare su carte, quindi questo ovviamente rallenti le procedure e le prese in carico. E devo dire che appunto mi ha dato anche disponibilità l'ULSS di Rovigo, ringrazio il direttore generale per questo. Purtroppo non l'abbiamo potuta avere né sull'Alta verso Treviso né su Vicenza, Verona, Legnago, Noventa, perché sotto attacco virus, cioè virus Covid, nel senso che gli ospedali
diciamo circonvicini, anche a nord, solo in Castelfranco anche, appunto, come mi diceva ieri il direttore generale, ha problemi comunque appunto di ricettività, visto appunto le terapie intensive occupate da persone positive. Ecco, questo volevo dirlo comunque perché abbiamo fatto il giro proprio per cercare di far sì che dopo la popolazione si possa muovere. È ovvio, dopo la parola del direttore sanitario, nel momento in cui Noventa Vicentina, Legnago dovessero diciamo bonificarsi e diventare operativi per i no Covid, comunque i direttori generali, i miei colleghi hanno dato la loro disponibilità. È ovvio che qua dipende molto dalla pandemia. Ecco, naturalmente noi abbiamo dato informazione immediata al servizio su M118 all'azienda ospedaliera di quello che stava succedendo e abbiamo previsto al nostro interno, quindi per quella che era il nostro campo di possibilità, di indicare quali ospedali prioritariamente dovessero accogliere i nostri pazienti, vale a dire quello di Piove di Sacco e quello di Campo San Piero, perché anche Cittadella è un ospedale che progressivamente si va ad occupare con pazienti Covid. Ecco, per quanto riguarda aziende limitrofe, con le quali tra l'altro ci sono dei buoni o anche ottimi rapporti, abbiamo avuto interlocuzioni con l'azienda di Venezia, per esempio, con l'azienda di Treviso, con l'azienda di Rovigo e abbiamo trovato buona solidarietà. Ecco, questo. Quindi il concetto è rispetto a chi originariamente sarebbe finito nel pronto soccorso di Schiavonia, che sarà ricollocato nell'ospedale più vicino rispetto a quanto... Ovviamente, ecco, mentre gli interventi diciamo urgenti, quelli urgenti, perché noi abbiamo una riduzione, nella fase 3 dobbiamo considerare una riduzione dell'attività ordinaria Covid. L'urgenza o l'intervento urgente o comunque relativamente urgente, è chiaro che poi c'è l'equipe di chirurgia insieme con le direzioni mediche, insieme col direttore sanitario, che va a definire praticamente la presa in carico delle singole persone, non vengono abbandonate. Ecco, questo ci tengo veramente a sottolinearlo. Eccoci qui. Allora, abbiamo capito la situazione qual è. Sindaco Giorgia Bedin di Monselice, abbiamo fatto l'elenco dei disagi, no? E abbiamo detto la possibilità, mi sembra che siano però delle proposte diverse, delle idee diverse che possono anche essere complementari. Cioè, Giorgia Bedin diceva, potremmo puntare a tenere aperto il nostro ospedale destinandone una parte per il Covid e una per il non Covid. L'altra alternativa potrebbe essere quella di aprire la possibilità di andare nelle LUS confinanti. Però, al di là di una proposta o dell'altra, che possono andare benissimo entrambe, se fossero tutte e due ancora meglio, come si arriva a questo risultato? Cioè, parlando un po' nel concreto, mi riferisco proprio a Giorgia, però poi vorrei sentire anche gli altri. Come si va nei confronti della regione? Cioè, la compattezza del territorio c'è stata, 44 sindaci. Come si va? Perché alcuni dei vostri colleghi hanno pensato addirittura di proporre azioni legali, no? Si va con il dialogo, si va attraverso i canali istituzionali, si va attraverso un'azione politica, quindi puntando sui consiglieri. Cioè, come si fa nel concreto a fare in modo che la regione vada da questa nella direzione che il territorio in qualche modo spera di ottenere? Beh, anzitutto rimanendo tutti uniti e lavorando tutti insieme perché appunto la regione e l'ULSS possano, capire, anche se già sanno quali sono i disagi, insomma, e se ne sono in qualche maniera anche fatti carico, insomma, io capisco che non sia facile neanche per loro in questo momento. La scelta di Schiavonia non è certo una scelta che è stata fatta a caso e neanche fatta a cuor leggero, però di fatto c'è questa problematica nel territorio. Come fare per risolverla? Lo faremo in tutte le maniere che riterremo idonee e opportune, anche confrontandoci fra sindaci, insomma, quindi
insistendo, chiedendo, anzitutto lunedì abbiamo già un comitato, un esecutivo del comitato convocato con l'ULSS per discutere, proporre, vedere quali insieme di estrapolare delle idee che possono poi essere analizzate, valutate dall'ULSS insieme alla Regione per poter essere messe in campo. E altre azioni, le vie istituzionali sono quelle che ognuno di noi può percorrere attraverso il contatto con la regione, con i propri referenti in regione e cercare di smuovere le acque il più possibile perché non ci siano disagi o ce ne siano il meno possibile. Certo. Questo è quello che si può fare secondo me e poi insomma tutti insieme eventualmente non so, una protesta di nuovo forse non porterebbe a grandi risultati, però ognuno di noi deve, naturalmente concordandolo con gli altri, fare delle proposte per arrivare alla soluzione del problema, perché è vero sì, abbiamo degli ospedali che sono attualmente in disuso, quindi l'ospedale di Este, quello di Conselve, quello di Montagnana e quello di Monselice, che erano i vecchi 4 ospedali, capire se è possibile la riconversione, anche se da quello che ricordo già questa proposta era stata fatta all'inizio con la prima ondata pandemica e ci era stato risposto che questi ospedali non sono sostanzialmente idonei a ricevere pazienti Covid gravi, nel senso di quelli che hanno bisogno della rianimazione, perché le linee che portano l'ossigeno si sarebbero ghiacciate in sostanza perché non erano in grado di portare la quantità di ossigeno necessaria. Certo. E quindi penso che forse quella strada non sarebbe percorribile, ma ne parleremo di nuovo insieme all'ULSS Certo. per vedere se magari nel frattempo qualcosa può essere cambiato, perché di fatto quello che crea il blocco è proprio la saturazione dei posti letto di terapia intensiva, che di conseguenza porta la chiusura della sala operatoria e di conseguenza la chiusura, tra virgolette, del pronto soccorso, trasformazione in PPI. Da quello che ho sentito comunque mi sembra di aver capito dalla conferenza stampa di questa mattina per quanto riguarda le emergenze che sono gestite poi dal 118 sarà in funzione di quello che risulterà essere la gravità della situazione che si pone nel caso di specie e sarà in quel momento che si deciderà eventualmente di portarlo anche nelle ULSS di confine, non necessariamente a Piave di Sacco o a Campo San Piero. Certo. Massimo Momolo, qual è la via? È continuare a fare il dialogo oppure bisogna andare allo scontro in qualche modo? Cioè questo territorio può pensare di compattarsi contro la regione minacciando azioni o minacciando di portare in piazza i cittadini addirittura? Ma io credo che questo territorio stia soffrendo una situazione estremamente, come dire, complicata. E del resto la pandemia non sta facendo sconti neanche nelle altre province perché insomma da qualche giorno mi pare il Veneto sia la regione che ha il maggior numero di contagi e probabilmente la maggiore, come dire, in questo momento il maggiore incremento è proprio la provincia di Padova. Sì. Cioè come si dice, no, se Atene piange Sparta non ride, non è che ci siano che la soluzione sia semplice. Un problema complesso come questo non ha una soluzione semplice. Non è che aprendo Legnago, Noventa, perché probabilmente anche Legnago, Noventa, Rovigo, Treviso, eccetera, stanno vivendo tutti quanti la stessa situazione drammatica. Però io torno alla domanda iniziale, che è quella che era stata in qualche momento anche paventata. Io vorrei anche ricordare che per qualche periodo abbiamo visto, mi prendo la responsabilità della parola che sto per dire, la buffonata di quel grande tendone donato dall'Emiro, che poi abbiamo visto come è andata a finire, quindi si è sgonfiata. Io quello che voglio dire, e lo ripeto, l'ho detto prima, abbiamo degli ospedali che non sono da tanti anni dismessi e che fino al 2014 erano in grado di dare la risposta al territorio.
E allora io credo che non è che sono pronti, che basta dare una spolverata e si possono riaprire questi ospedali. Però se anziché perdere quest'anno e mezzo soltanto in chiacchiere e in sperare che non succedesse la terza, la quarta ondata, si faceva qualcosa in quegli ospedali per attrezzarli, forse in questo momento ci sarebbe stata o a Monselice o a Este una parte di quel vecchio ospedale che poteva essere utilizzato per ricoverare le persone che fossero state colpite dalla terza e dalla quarta ondata. Purtroppo la regione ha preferito andare per un'altra strada e purtroppo non è che la buona stella sempre ci assiste. A volte le cose che possono andare male vanno male, e questa pandemia sta andando male anche se siamo fortunatamente tutti molto più vaccinati e quindi c'è una minore, per fortuna, mortalità. Però lo vediamo, insomma, mi pare che i dati di oggi fossero di 124 terapie intensive occupate nella regione Veneto, che vorrei dire che ci stiamo avvicinando a quel 15% fatidico che ci porterà automaticamente in zona gialla, e se questo trend continua non ci fermeremo al colore giallo, andremo verso colori più scuri. Questo è un po' il senso che io voglio dire. E allora, un'ultima cosa, che mi assumo la responsabilità, sono abituato di quello che dico. La Bassa Padovana è la parte più vaccinata della provincia di Padova, perché i Novax si annidano nella zona dell'Alta Padovana. E allora perché dobbiamo pagare noi per i problemi causati da altre persone? Io non è che la sto mettendo su questo piano, perché la solidarietà è importantissima e in questo momento non bisogna guardare a queste cose, però non è giusto che a essere penalizzati siamo ancora una volta noi, e credo che i cittadini siano molto arrabbiati e non so se si accontenteranno delle letterine che possiamo fare o i contatti che possiamo avere con i nostri referenti politici in regione. Io credo che i cittadini siano veramente arrabbiati stavolta e non ce la perdonano neanche a noi sindaci, e noi siamo sulla graticola perché siamo tra l'incudine e il martello e siamo lì, siamo anche noi cittadini come tutti gli altri. Ma secondo te perché allora? Perché si punta sulla Bassa Padovana? Perché paga il dazio la Bassa Padovana? Perché questa è stata la soluzione più semplice, è stata la soluzione che ha funzionato e quindi adesso è stata fatta nuovamente. Io la vedo così, per me è andata così. Certamente sarebbe stato molto più oneroso, ci volevano dei milioni per attrezzare probabilmente parte del vecchio ospedale, ma se ne spendono tanti milioni, io credo, e poi c'è anche il PNRR che viene soccorso con la digitalizzazione, col miglioramento delle cure sanitarie e la prossimità ai cittadini. Da questa pandemia dobbiamo uscire, ne usciremo, ma dobbiamo fare qualcosa, perché queste pandemie, stavolta il Covid-19, un altro anno potrà capitare qualcos'altro. Questa è una fragilità che abbiamo perché il mondo è globalizzato, perché le merci e le persone girano, e se la spagnola nel 29 ha fatto tutti quei danni che ha fatto, benché ci si muovesse molto poco, adesso ci si muove molto di più e quindi è molto più difficile arginarla, però abbiamo anche una grande sanità, abbiamo una grande ricerca, abbiamo dei grandi scienziati, solo che dobbiamo fare delle cose, a volte dobbiamo fare delle scelte e non aspettare sempre la buona stella, perché non sempre la buona stella ci aiuta. Michele Sigolotto? Qual è la strada che possiamo utilizzare come territorio, mi ci metto anch'io, visto che anch'io abito in questo territorio, per far in modo che le nostre istanze vengano ascoltate? Perché quello che dicono Giorgia e Massimo è la stessa cosa, no? È dire, abbiamo già pagato tanto, aiutateci a non pagarne più. Qual è la strada però da scegliere? Ma noi sappiamo benissimo che la competenza sanitaria spetta alla Regione del Veneto, quindi a noi ci dobbiamo rivolgere a loro, quindi governatore, giunta, consiglio regionale, stimolando i rappresentanti territoriali, i politici, anche quelli che sono a Roma. Non escludiamo comunque che questa è una pandemia nazionale, mondiale, quindi sì, compete alla Regione certe scelte, ma se stimoliamo anche chi a Roma c'è, magari possiamo ottenere qualcosa di più, ovviamente remando tutti nella stessa direzione, consapevolmente sapendo di quello che stiamo vivendo, ma non lo stiamo vivendo solo noi. Quindi io credo che la strada maestra sia quella di chiedere un incontro istituzionale, e dobbiamo secondo me anche averlo,
con la giunta, con qualcuno che ci ascolti e spiegando quello che il suggerimento prima dava Giorgia, cioè l'ospedale di Schiavonia ha una capienza di 440 posti letto, è modulare, è un ospedale orizzontale, è un ospedale moderno, ci hanno detto che è il migliore rispetto alla ventilazione, noi siamo tutti consapevoli che abbiamo l'eccellenza, fatecelo funzionare anche per le altre malattie. Quindi noi dobbiamo in questo momento, non dobbiamo fare, non voglio usare termini impropri, cioè fare gli arrabbiati perché dobbiamo cogliere l'occasione per ottimizzare quelle che sono anche il PNRR. Noi stiamo pagando dazio, vogliamo le risorse che dopo rimangono, quindi dateci la possibilità che Schiavonia possa diventare un ospedale importante, ma che soprattutto oggi, massimo domani, possa curare anche quelle azioni, quelle malattie che fino a qualche settimana fa era possibile fare. Però se mi permetti un'attenzione va posta anche sul fatto della mancanza del personale. Qui abbiamo comunque una situazione sanitaria che sta implodendo anche per questo. Perché vengono convertiti i reparti o altro? Perché mancano anestesisti, manca un personale medico, o quello che c'è o è andato in pensione o in pronto soccorso non vogliono più lavorare, perché ci sono tante situazioni e chi, ripeto, ha 2 anni diciamo di esperienza, per non dire qualcosa di diverso, è pesante sta cosa, sapete? Quindi posso anche comprendere quel professionista che sceglie di andarsene, però questo non va bene per noi. Quindi questo dobbiamo chiedere alla Regione, garanzie immediate, ripeto, tutti nella stessa direzione. Giorgia, mi rivolgo a te, formiamo una delegazione, andiamo a Venezia, sarebbe più bello che venissero loro qui a vedere Schiavonia, perché secondo me abbiamo dimostrato tante belle cose noi veneti, anche della Bassa Padovana, sappiamo cogliere, siamo intelligenti quando ci sono da farci sulle mani che noi ci siamo, quindi io credo e spero, perché questa pandemia, scusatemi, non finisce domani, non voglio essere catastrofista o altro, ma da 2 anni e qua paghiamo forse un po' la leggerezza dell'estate, che potevamo sì organizzare qualcosa di più pesante, anche perché si riprendeva, la quarta ondata era nell'aria, arrivava, abbiamo anche un tasso di vaccinazioni elevato, non si parla più adesso dell'immunità di gregge, fino a qualche mese fa si parlava dell'immunità di gregge, noi siamo circa al 90%, 88, 85, quindi mi sembra ogni tanto l'ASL quando poteva ci mandavano gli elenchi. Quindi la situazione deve essere gestita trasversalmente, ma con intelligenza da parte dei sindaci. Secondo me qualcosa possiamo fare. È già mezz'ora che stiamo dialogando, quindi vi avevo promesso che vi tenevo occupati poco, quindi faccio l'ultima domanda e vi ringrazio moltissimo perché sono giorni, ore difficilissime per tutti voi, quindi grazie per il tempo che ci state dedicando. Perché volevo partire proprio agganciandomi da questo, perché alla fine non è che noi stiamo adesso arrabbiandoci, litigando, studiando strategie per andare però a gestire gli effetti di comportamenti che non sono corretti. Mi spiego. Oggi il direttore generale ha dato i numeri della presenza in terapia intensiva nella nostra provincia, il presidente Zaia ha dato oggi sul Corriere della Sera in tutta la regione, c'è l'83%, ripeto, 83% di persone in terapia intensiva che non sono vaccinate. Allora, non è che una delle strade da percorrere è anche quella di accelerare sul tema della campagna vaccinale e spingere le persone a vaccinarsi, lasciando stare quelli che sono contrari per partito preso, ma magari andando ad assicurare le persone che sono più timorose e andando a prendere in mano questa faccenda dei ragazzi giovani, perché i dati che dava stamattina l'ULS, e tra l'altro sul sito, sulla pagina Facebook di Prima Free c'è tutta la conferenza stampa, siamo stati gli unici a riprenderla tutta e mandarla in onda, quindi se volete potete ascoltarla anche lì, che uno delle fasce di età più colpite sono proprio quelle dell'età scolari. Quindi può essere, e qui chiedo ancora con lo stesso ordine, quindi prima Giorgia, poi Massimo e poi Michele, questa strada anche, cioè di andare a tappare sia gli effetti, cioè che quindi è l'ospedale chiuso, che le cause, cioè fare in modo che meno gente possibile abbia da andare in terapia intensiva, quindi spingere ancora di più sulla vaccinazione? Sì, allora secondo me questa può essere una delle strade, anzi io ho sempre invitato, pur nel rispetto della libertà di pensiero, come dicevi tu, di chi proprio non ne vuole sapere, tutti a vaccinarsi. Io sono vaccinata, a gennaio avrò anche la terza dose, la dose booster, come si dice, a casa mia sono tutti vaccinati e quindi credo che il nostro contributo come cittadini dobbiamo darlo tutti per evitare proprio che poi si creino queste situazioni e questo aumento della curva pandemica. Un'altra cosa che possiamo fare tutti come cittadini per evitare o risolvere ormai al più presto, insomma, questo problema dell'aumento e vedere finalmente scendere questa
questa curva e quindi con la conseguenza di una minor pressione sugli ospedali, è quello di utilizzare la mascherina. Perché protegge noi, protegge gli altri ed è sicuramente un metodo, insomma, efficace, l'abbiamo visto e quindi per quanto mi riguarda almeno, io come sindaco ho dato disposizione con un'ordinanza che durante le feste natalizie tutta la zona del centro di Monselice, in tutta la zona del centro di Monselice ci sia l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'esterno, perché anche noi cittadini dobbiamo cercare con i nostri comportamenti, seguendo le regole, di evitare l'aumento ancora di questa curva e quindi disagi ancora maggiori. Questo è quello che possiamo fare noi come singoli cittadini. Massimo Momolo, può essere una delle strade questa o non è sufficiente? Ma sicuramente è una delle strade. Io mi rendo conto che al di là delle differenze, diciamo così, di collocazione politica, ho riscontrato nei sindaci un approccio molto pragmatico a questa questione e praticamente le indicazioni che abbiamo sempre dato tramite i social e tramite insomma tutte le occasioni che abbiamo avuto sono sempre state quelle della massima prudenza. Anche a Battaglia è stata fatta il 2 dicembre un'ordinanza in vista proprio di un mercatino che si è tenuto qua domenica scorsa e con valore con efficacia fino all'Epifania, perché forse anche per l'Epifania se si potrà si farà qualcosa di tradizionale tipo il brusa alla veccia, però visti gli ultimi dati molto probabilmente la cosa salterà. Però voglio dire, la prudenza, l'appello al distanziamento, all'utilizzo delle mascherine in tutti i locali al chiuso e dove c'è anche l'affollamento di persone anche all'aperto, quello l'abbiamo sempre dato e qui non c'è stata differenziazione fra centrodestra, centrosinistra, eccetera. Qui i sindaci hanno tentato di fare il loro ruolo. Io sono stato molto insistente sulla questione della vaccinazione, io sono trivaccinato, ho fatto anche la vaccinazione contro quella anti-influenzale normale perché io ho 63 anni, non sono più un ragazzino e quindi è importante fare questo tipo di prevenzione, proprio perché è l'argine alla diffusione dei virus. Nell'ultimo periodo poi c'è stata questa serie di varianti che si sono manifestate e che hanno probabilmente reso ancora più complicata la lotta. Adesso è vero, non si parla più di immunità di gregge, eccetera, però è anche vero che quei dati che ci vengono forniti dicono che in terapia intensiva ci vanno fortunatamente a finire pochi di quelli che sono vaccinati e purtroppo sono tanti quelli non vaccinati e io rispetto la libertà di ciascuno, però è chiaro che se la maggioranza la pensa in un certo modo non è che la minoranza ha più diritti della maggioranza. Quindi io vorrei dire che sì, mi hanno accusato di aver insistito troppo sul vaccinarsi, io ci credo fondamentalmente, profondamente in quella che è la nostra scienza, la capacità che abbiamo nei nostri presidi. Questi sono stati insomma degli strumenti che sono stati efficaci, lo stanno dimostrando, quindi bisogna ancora di più cercare di convincere chi è ancora dubbioso. Poi chi è veramente Novax, lì con quelli non perdo neanche tempo a discutere perché insomma lì è una questione come se fosse una fede e lì io mi fermo, non ci sono argomenti che possano convincere, ecco. Però chi magari aveva un po' di paura dovrebbe averla vinta perché hai visto che siamo in tanti a essere stati vaccinati, non è che ci sono spuntate le antenne, ecco. Esatto. Michele Sigolotto, lascio a te il compito di fare l'ultimo intervento di questa tavola rotonda così veloce. Sì, io parto da questo presupposto. Con questo virus noi comunque ci dovremo convivere ancora per diverso tempo. Quindi tutte quelle azioni preventive che ormai sono diventate meccaniche, la mascherina, il distanziamento sociale, il gel, ormai credo che soprattutto chi ha i ragazzi che frequentano le scuole sia diventato
una cosa, un vademecum che va a prescindere da come uno la possa pensare. Sul discorso vaccinazione, io ho fatto la terza dose un paio di settimane fa, a casa mia sono tutti vaccinati, nel mio comune siamo quasi al 90% di vaccinati, quindi la gente comunque è preoccupata e si va a proteggere. Non ho come i colleghi fatto ordinanze, perché magari comunque le caratteristiche del mio comune, essendo 3 località, sono un po' diverse, però sì, guarda, la settimana scorsa si è fatti l'accensione dell'albero di Natale qui, anzi inizio settimana, perché sto facendo confusione, e c'erano tutti i bambini che senza dirlo avevano tutti la loro mascherina. Quindi nessuno, cioè lo sanno a prescindere. Forse, e lo dico, ma non voglio creare una polemica, io allungherei o anticiperei le vacanze scolastiche, perché è proprio lì che si va adesso a focalizzare il virus. Noi vediamo, lo vedo, io ho le scuole dell'obbligo, primaria, secondaria, infanzia, 2 casi, 3 casi, scuola chiusa, maestri in isolamento, cioè è diventata un caos per le famiglie che è indescrivibile. Dopo abbiamo la problematica, noi a ULSS 6, che con l'hackeraggio non riusciamo a fare il molecolare, oppure lo facciamo ma non abbiamo gli esiti, quindi si va con il tampone rapido che ha comunque un'attendibilità diversa, cioè veramente la cosa sta diventando critica anche dal punto di vista sociale, non solo sanitario. Quindi è una valutazione da fare molto bene, non spetta a me ovviamente dirlo, io ho detto la mia, sappiamo benissimo che la scuola è importante non solo dal punto di vista educativo ma anche sociale, ma può essere anche un boomerang su certe situazioni, quindi l'attenzione va posta sempre e comunque, ripeto, io mi fido dei nostri concittadini perché si stanno dando da fare, come diceva il collega Massimo, quelli che non ne vogliono sentire ragione, io manco ci discuto, anche persone, amici, io quando non ne voglio neanche parlare, perché è inutile continuare a intestardirsi su cose che comunque dopo diventa un complotto in tutto e per tutto, non voglio più litigare con le persone, ma comunque non mollo sul fatto che la vaccinazione ad oggi è la nostra salvezza. Io vi ringrazio tutti e credo che questo dibattito abbia dimostrato il motivo per cui Prima Free ha sempre scelto di dare spazio ai sindaci, perché sono persone che hanno la loro posizione politica, ma hanno anche il dono di saper poi risolvere, di affrontare, di andare nel merito delle questioni, perché io dico sempre, no, un deputato, un consigliere regionale ha grandi temi, però poi se ne va a casa, i sindaci possono anche sentirsi bussare la porta dai cittadini quando non risolvono le cose, quindi ecco perché a noi piace molto dare spazio ai sindaci, perché sono persone estremamente concrete. Quindi io ringrazio moltissimo Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, Massimo Momolo, sindaco di Battaglia, e Michele Sigrotto, sindaco di Borgo Veneto, per essere stati con noi. Grazie davvero a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ci fermiamo Grazie. qui, appuntamento alle prossime trasmissioni su Prima Free. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Ciao a tutti, questo è il nuovo Vodafone Store di Monselice. Ci potete venire a trovare e a venire a vedere tutte le novità che Vodafone vi potrà dare in strada Rovigana 32 a Monselice.